Nel 2025 l'Ulss 3 Serenissima investe oltre 1,3 milioni di euro per rafforzare l'emergenza urgenza durante l'estate nell'ambito del progetto Vacanze, sicure. Sono 42 le iniziative attivate tra Chioggia, Sottomarina e Isola Verde, dal potenziamento del pronto soccorso ai servizi territoriali. Introdotti nuovi mezzi e tecnologie come visori, ambubike, quad di soccorso e una nuova TAC, attivi 4 ambulatori infermieristici sulle spiagge e un presidio a Isola Verde, garantita la continuità terapeutica come la dialisi per turisti e il supporto per la terapia anticoagulante, potenziati reparti ospedalieri e servizi educativi per la prevenzione. Particolare attenzione ai soggetti fragili contro le ondate di calore e iniziative di primo soccorso itinerante. Dedicato a un punto infermieristico a Gianluca Fasolin, il direttore contato sottolinea l'impegno costante per la sicurezza nelle località turistiche e nelle emergenze.